Mettersi insieme e rafforzare ancora di più la propria visione comune per diventare sempre più competitivi in anni che saranno fondamentali per la ripartenza del Paese. È da questi presupposti che nasce Confindustria Veneto Est, un nuovo soggetto associativo che riunirà gli imprenditori di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo. L'accordo di integrazione tra Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia è stato approvato all'unanimità nel corso delle 2 assemblee degli associati riunitesi in contemporanea al Centro Congressi di Padova lunedì 28 novembre. Nel corso dell'assemblea, aperta dall'intervento in videoconferenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato approvato anche il piano industriale. È lo step finale di un percorso nato nel 2019 e ispirato da una moderna visione di sviluppo metropolitano, imprescindibile per un territorio che deve essere sempre più attrattivo e in grado di accrescere la competitività delle imprese. Nascono sfide importanti, nascono le sfide che riguardano il territorio, riguardano le nostre imprese, riguardano i nostri cittadini, riguarda un'idea di sviluppo che dobbiamo avere, un'idea di sviluppo di un'area metropolitana, di una grande metropoli che si candida a essere competitor di altre metropoli. La governance e la struttura di Confindustria Veneto Est saranno operative dal 1 gennaio 2023 e fino alla nuova elezione del 2024 a guidarla sarà Leopoldo Destro, in quanto presidente in carica con più elevata durata residuale del mandato. Nasce un soggetto importante all'interno del nostro territorio e a livello nazionale. Una voce di lavorare in squadra, i tempi sono difficili, abbiamo bisogno di collaborazione, forte collaborazione, sicuramente i temi dell'energia rimangono ancora dei temi attuali, abbiamo le aziende che fanno ancora fatica a chiudere i contratti dell'energia e del gas. Confindustria Veneto Est sarà la seconda associazione territoriale per dimensioni e rilevanza, potrà contare su 5.000 imprese associate e circa 270.000 addetti, rappresenterà un territorio di 3 milioni di abitanti e i cui numeri lo rendono polo imprescindibile per l'economia del Paese. 96 miliardi di PIL, 32 miliardi e mezzo di export, il 55% del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 6,8% di quello nazionale. Direi che è un bel segnale, soprattutto perché punta all'economia di scala, a razionalizzare, ed è un segnale che anche il pubblico dovrebbe cogliere. Fondamentale puntare all'economia di scala, ci permettono di risparmiare, di essere più efficienti e avere sempre come ultimo obiettivo, ovviamente che è il nostro principale, però è quello di dare servizi al cittadino, che tu sia associazione di categoria e quindi rappresentante di interessi piuttosto che un'istituzione.